Ciao a tutti, adesso sto salendo dal Turcio fino a cima a Ekar, dove in prossimità dell'osservatorio entrerò nel sentiero didattico naturalistico dedicato al maestro Patrizio Rigoni, maestro Patrizio che era un professore delle scuole qui ad Asiago, che è venuto a mancare nel 2008, che era un grande appassionato di natura, ovviamente innamorato del suo altopiano, che aveva la peculiarità di insegnare ai propri alunni anche stando fuori dalle aule di scuola. Poi ha dato una grossa mano al Museo Naturalistico di Asiago, quindi questo sentiero del maestro Patrizio sarebbe la proiezione esterna di ciò che lui amava insegnare ai propri alunni sia in aula sia al Museo di Asiago. Quindi state con me e vediamo questo cammino cosa ci regalerà. Mamma mia, cima a Ekar, sempre stupenda. Intanto, finché mi avvio all'inizio del percorso, vi metto in sovrimpressione la mappa con le statistiche del percorso. Vedete un percorso di 3,7 km, catalogato come facile, turistico, e comunque il livello è poco. E adatto a tutti, ne ho approfittato adesso che i percorsi in montagna sono un po' più ostici, diciamo. Intanto una piccola informazione all'interno del video riguardo il sentiero. L'osservatorio astronomico, che in coppia con l'osservatorio astrofisico, che è poco fuori il centro di Asiago, compongono il centro riguardo l'osservazione dello spazio più importante d'Italia, quindi insomma notevole, direi. Ecco ragazzi, siamo arrivati. Vedete, qui volendo, quando salete fisicamente qui sul posto, c'è anche la possibilità di inquadrare il QR per avere l'illustrazione man mano delle varie opere. Qui vi faccio una panoramica veloce, vedete, appunto, data anche a famiglie. Posso solo provare una certa invidia per questi alunni che hanno avuto la fortuna di conoscere questo maestro Patrizio, avere avuto il privilegio di essere istruiti da questo uomo. E mi basta già aver letto un po' la didascalia, senza aver letto tanti commenti, già solo sentendo come se ne parla qui nelle illustrazioni, e anche per il fatto soprattutto che ad esso è stato anche dedicato un sentiero, posso solo immaginare lo spessore umano e morale, i principi di questa persona. Bisognerebbe aver clonato questo maestro e averlo fatto diffondere un po' in giro per il mondo. Ecco, vedete, qui c'è la prima tappa, diciamo, l'aula nel bosco.
Qui c'è un'altra stazione proprio a fianco allo Stambeco. Annuncio di primavera. A occhio deve essere un crocus, penso, che è famoso per essere il primo fiore in assoluto che sboccia di solito appena va via la neve, verso fine marzo-aprile, in base alla quota ovviamente. Sopra intanto potete vedere Maiga Campo Costa Lunga, mentre qui sopra altre stazioni che andremo a vedere al ritorno dell'anello. Comunque apro una veloce parentesi solo per informarvi che questa zona è veramente stupenda, è una zona che non ho mai visto da dietro, diciamo da nord. È quella che separa Campo Mezzavia praticamente alla zona qui più a nord. Fantastico proprio. Qui ne vedo 5 in rapida successione, 1, 2, 3, 4 davanti la grotta, 5 la panchina, andiamo con ordine quindi. Dunque, qui abbiamo Boboli, eccoli. È un termine che non conoscevo neanche io per identificare le chiocciole, diciamo, stupende, tra l'altro anche ben mimetizzate. Qui abbiamo Gallo Cedrone che purtroppo si legge un po' meno degli altri. Impressionante, a distante l'avevo visto, sembrava reale. Bubo Bubo, adesso si vede bene così. Bellissimo anche questo. Questo davanti la grotta, orsetto. Ah, deve essere proprio dentro e ora. Eccolo. Guarda che carinissimo. Ecco qui da tappa nostalgia, il sentiero ricomincia a salire dopo averlo fatto finora sempre in discesa.
le altre scritte non ve le inquadro perché ho fatto fatica a filmarvi le prime tre lì. Adesso però me le leggerò in intimità, così riflettendo, anche perché oserei dire che molti pensieri li condivido anche io e ve li lascio come sorpresa per quando verrete a vederlo di persona, e vi consiglio di leggere perché sono comunque fantastiche. Mamma che bello qui. Montefiore. Mamma mia. Che roba. Meraviglioso. Questa me la stavo quasi perdendo perché non avevo neanche visto le indicazioni qui, passaggio, appunto, che avevo visto lo sguardo sulla valle, che adesso darò senz'altro, anche se da quando sono passato nel sentiero qui sotto che guardo verso la valle, anzi guardo verso tutto in generale. Tutte le palle di San Martino in lontananza, fantastico. Vediamo. Mamma mia, che sorpresona. Niente, ragazzi, è chiuso. Guardate che bello, oh. Che fantastici anche questi. Un po' sorpresa così. Ecco, vedete il percorso finito qui con quest'ultima installazione. E la panchina gigante gialla avevo letto, ma adesso l'ho visto fisicamente di persona, che è stata tolta perché è stata portata a fare manutenzione, appunto girava questa indiscrezione ed effettivamente non c'è. Peccato, perché le escursioni di anni fa le ho fatte arrivando proprio fino alla panchina gialla. Bene, spero che appunto questo bellissimo sentiero vi sia piaciuto. Patrizio Rigoni, che durante tutte queste tappe, soprattutto durante i 10 specchi metallici verticali dove c'erano le sue frasi più celebri, diciamo, me l'ha fatto implementare ancora di più come persona da cui mi sarebbe piaciuto prendere e assimilare quanto più spessore umano possibile. Ripeto, fortunati coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e averlo come mio insegnante. Ecco qui, da questo pomeriggio che è diventato gelido per il sopraggiungere di aria fredda da nord e tutto, e niente, spero che questo sentiero alternativo rispetto alle solite escursioni vi sia piaciuto. A me mancava e
Era un po' che volevo venire a farlo, come tante altre tappe che vorrei andare a fare, prima o poi farò tutte. E noi ci vediamo come sempre al prossimo appuntamento.